Io non ho auto blu né scorta, sappiatelo che non ho paura. Il coraggio me lo danno l'amore per il mio paese e per i miei, per i nostri figli che debbano sentirsi fieri di essere marinisi. Comincia così lo sfogo della prima cittadina di Porto Empedocle, da Carmina, che all'uscita del comune ha trovato una brutta sorpresa, la sua auto rigata, e nel pomeriggio è andata a sporgere denuncia contro ignoti al commissariato frontiera di Porto Empedocle. La sindaca Carmina aveva denunciato, sempre su Facebook, la volontà di alcuni soggetti di fare danno tramite la vicenda dei rifiuti, facendo riferimento al video che ritrae tre persone intente a prendere dei sacchetti della spazzatura dal bordo della strada e a gettarli al centro. Un atto che il primo cittadino ha interpretato contro l'operato dell'amministrazione politicamente fazioso contro i 5 Stelle, movimento in questa eletta. Ma il problema dei rifiuti ha mille sfaccettature, dagli stipendi arretrati dei netturbini, con le casse comunali sempre a secco, gli scioperi dei lavoratori ad intermittenza, al fatto che gli empedoclini non pagano le tasse. Al 30 novembre 2017 il dato di chi ha pagato la Tari si attesta al 47%, ed ancora più preoccupante è pensare quanti nuclei familiari sono del tutto trasparenti, sconosciuti all'ufficio tributi. Quante persone fanno realmente la raccolta differenziata? Un furbetto della spazzatura è stato sorpreso mentre gettava per strada un sacchetto di rifiuti. A bloccarlo e ad elevargli una sanzione amministrativa da 50 euro sono stati i poliziotti del commissariato frontiera. Il contrasto all'incivile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, visi o meno sciopero degli operatori ecologici a Porto Empedocle, è stato potenziato. Polizia municipale e agenti del commissariato frontiera sono sistematicamente sul territorio, anche per fronteggiare un fenomeno che ormai è diventato allarmante. Meglio morire che perdere la dignità è il motto di Porto Empedocle, ha concluso da Carmina, ed io sono marinisa puro sangue, non mollo.